Dici tu? Prego, prego. Buonasera. Sarò breve perché non voglio togliere tempo ai veri protagonisti dell'incontro di oggi, gli studenti di questa edizione di École du Louvre, prestigiosa istituzione con cui l'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti collabora in una felice sinergia e comunione di intenti da 28 anni. Permettetemi soltanto un doveroso ringraziamento a tutti gli enti, le istituzioni, i musei e i loro funzionari che hanno accolto gli studenti nelle loro sedi. E anche ai relatori che sono intervenuti in questi intensi giorni di studio iniziati giovedì scorso a Palazzo Loredan. Passerò poi la parola a Giovanna Palandri, cancelliera emerita dell'Istituto, e a Natacha Pernac, coordinatrice du séminaire, maîtresse de conférences en histoire de l'art moderne des universités École du Louvre. L'incontro di oggi poi si concluderà con la lezione di Rosa Barovian-Mentasti, storica del vetro, più che nota a tutti e socia di questo istituto, per il quale segue tutte le iniziative e i progetti legati al vetro. Il tema della sua conferenza conclusiva sarà la diffusione in Europa e in Oriente del vetro soffiato fino al Settecento. Ricordo infine che al termine della lezione si terrà un aperitivo nell'atrio della sede di Palazzo Loredan, dove siete tutti invitati. Grazie. Allora, sì, battiamo le mani a Sebastiano. Io intervengo brevemente, anche se oramai il cancelliere è Sebastiano, ma io fino all'anno scorso ho seguito questi corsi, questi seminari dell'École du Louvre e ci tengo particolarmente quest'anno perché ho insistito molto sul fatto che il tema del corso fosse Venezia e la laguna. Anche se è un tema che dal punto di vista della storia dell'arte ha degli agganci, però come avrete visto in questi giorni, la laguna non è una parte, è il tutto. E quindi parlare di laguna e di Venezia è quasi parlare della stessa cosa. È importante capire il sistema. Come vi ha fatto vedere anche ieri sera quella bella presentazione che ha fatto Ludovica Galeazzo ieri sera, cioè c'è un sistema di isole, un sistema di collegamento fra tutti, di funzioni nella nostra laguna che da sempre dà vita al nucleo centrale che è la nostra città. Quindi mi faceva molto piacere che questo seminario, che è sempre una parte così emozionante per noi, perché è uno dei pochi momenti dell'anno in cui i giovani vengono all'Istituto Veneto, perché come avrete capito non sono tantissimi i ragazzi che ci frequentano, e che prendessero coscienza di questo legame intrinseco che distacca Venezia. È proprio il contrario del pensare alla città finita solo nel centro storico, non siamo solo un set cinematografico o una location per matrimoni importanti, ma siamo un sistema composto e ancora vivo, fatto di isole, di laguna, di fauna, di tante funzioni diverse, e quindi mi fa molto piacere che abbiate fatto questo corso e spero che abbia anche delle conseguenze, diciamo, nel futuro. Grazie a tutti. Bonsoir à tous. Je voulais également remercier l'Istituto Veneto et je le fais aussi au nom de Claire Barbillon, la directrice de l'École du Louvre, qui n'a pas pu être là ce soir, mais qui était là il y a quelques jours, qui aurait beaucoup souhaité être parmi nous et qui a très envie de revenir prochainement à Venise, en particulier pour marquer l'importance de ce partenariat pour l'école. À la fois, on remercie le président Andrea Rinaldo qui cette année nous a fait une très belle leçon et qui a exposé beaucoup de choses extrêmement importantes pour cette question de la lagune. Je remercie également le chancelier Sebastiano Pedroco qui cette année a repris avec beaucoup d'enthousiasme ce projet. Et je remercie encore davantage peut-être Giovanna Palandri qui vient d'en parler, puisque ça faisait plusieurs années finalement que ce thème de la lagune était dans les
tiroir du séminaire, avec un sujet qui était évidemment pas très facile pour l'histoire de l'art, mais qui s'est révélé absolument passionnant et je crois très important pour nous tous. Je voulais aussi remercier Laura Padoan qui est là et qui a été toujours notre force vive quand les forces manquaient. Parfois, on a manqué un petit peu d'énergie, mais Laura aussi a beaucoup aidé à la mise en place de ce séminaire. Et puis tout le personnel de l'Istituto qui nous accueille avec une immense générosité, avec beaucoup de gentillesse, avec beaucoup de savoir aussi, je crois. Il y a beaucoup d'éléments qui nous ont été transmis par cette équipe formidable. Je voulais aussi dire que je suis particulièrement heureuse ce soir d'avoir pu faire découvrir, grâce aux orateurs qui nous ont accompagnés dans les matinées, eh bien, ce sujet et qui en fait révèle toute la spécificité de Venise, je pense, à Venezianita. Je crois qu'on a bien compris à quel point ce sujet était essentiel pour comprendre Venise, pour comprendre ses productions artistiques, ses auteurs, ses acteurs. Et on a eu des évocations formidables à la fois de la lagune, de l'écosystème qu'évoquait Giovanna tout à l'heure, de cette organisation fascinante de Venise et de la République de Venise, et aussi qui explique les productions artistiques et artisanales qui se sont développées ici. Nous avons aussi pu, je crois, approcher de près et mieux comprendre à la fois les déséquilibres de la ville et de cet écosystème, et aussi les équilibres qu'il faudra trouver. La richesse aussi exceptionnelle de Venise, à la fois à travers les palais vénitiens, ça pour les historiens de l'art, ce n'est pas un nouveau sujet, les institutions remarquables qui sont celles de la Sérénissime, mais aussi celle des Barènes, celle des pêcheurs, celle des acteurs du verre à Murano, des personnes qui s'occupent à Burano de la dentelle, et tous ces autres acteurs qui font de Venise ce qu'elle est véritablement aujourd'hui, avec des artistes aussi qui sont engagés. Tous les amoureux de Venise, pas les amoureux des bancs publics, mais les amoureux qui la font vivre au quotidien. Et je crois qu'on a eu énormément de chance de pouvoir passer du Rialto au campanile de Torcello, de la Punta della Dogana à l'église de San Niccolò al Lido, du musée Correr à Pellestrina. Et je crois que ça a été pour nous une très très belle découverte. Et je crois surtout que tous les intervenants qui nous ont fait partager leur savoir nous ont montré à quel point cette ville est vivante, en fait. Je crois que c'était ça pour nous qui a été très frappant, à travers leur engagement, leur attachement à la ville. Je crois qu'ils nous ont montré à quel point Venezia et la Laguna sono città e cose molto vive. Et je crois aussi que les étudiants ont rempli très courageusement ce défi de l'exploration pendant ces différents jours, à la fois avec des parcours qui étaient très vastes, je dois dire, mais aussi tout à fait passionnants, et qu'ils ont appris à voir aussi quels pouvaient être les enjeux à protéger ce patrimoine extrêmement important, patrimoine naturel, patrimoine culturel, patrimoine artistique. Et je formule bien sûr le vœu qu'ils reviennent à Venise remplis de ces souvenirs et de cette connaissance de la lagune, en espérant qu'ils auront le droit à ce temps long de la lagune, qui est pour nous quelque chose qui a été très important. Je suis certaine qu'ils reviendront. Je ne suis pas sûre d'avoir vraiment été un modèle en termes de temps long durant le séminaire. J'espère qu'ils pourront revenir aussi avec un carnet de dessins, qu'ils pourront revenir faire des photos, mais peut-être pas celles qu'on a l'habitude de voir, avec aussi des jambes alertes et le regard aiguisé. Et voilà, donc je voulais remercier infiniment à nouveau l'Istituto pour cette occasion unique, et je suis extrêmement heureuse et honorée que la professoressa Barovier ait accepté de clore ce séminaire sur le verre de Murano. Nous sommes très heureux de vous entendre. Grazie. Allora, penso che tutti parlino italiano. Sì, scusami. Allora, io devo parlare di un tema molto vasto a cui sono stati dedicati decine o centinaia di libri. Però in realtà la storia del vetro veneziano non è ancora stata scritta, perché la maggior parte dei libri ripetono le stesse idee che si sono sviluppate nel XIX secolo e raramente viene fuori qualcosa di nuovo
che viene soprattutto detto, proposto negli articoli specialistici. Devo dire che è molto complicata la storia del vetro veneziano, perché ci sono degli intrecci incredibili con tutto il resto del mondo, proprio perché Venezia è una città al centro di traffici internazionali per tutta la sua storia, addirittura anche nell'Ottocento, nel XIX secolo, che non è più, in quanto non è più una città di traffici, ma una città di incontri culturali di gente che viene da tutto il mondo. La storia del vetro veneziano è tutta da scoprire e quindi io ho scelto questo tema per in qualche modo dare un'idea di quanto è complicato e comunque stiamo lentamente, anche durante i nostri convegni ogni anno all'Istituto Veneto, Glass Study Days, che oramai hanno luogo da più di 10 anni, cercando di raccogliere gli studiosi di tutto il mondo e discutere e capire, perché ovviamente se Venezia ha prodotto per tutto il mondo, ha commerciato con tutto il mondo, ha bisogno dell'apporto anche degli studiosi di tutto il mondo. Ho scelto i rapporti del vetro veneziano con due mondi diversi, la Germania e l'Islam. Perché? A me piace molto ricordare sempre un testo di uno scrittore toscano, Giovanni di Paolo Rucellai, il quale scrisse uno zibaldone, come si può chiamare, non so se esiste la parola in francese, una specie di diario pieno anche di considerazioni personali molto colte, di storico, di osservatore del mondo. E Lucellai, un toscano, quindi un fiorentino, quindi in qualche modo in rivalità con Venezia, non solo era critico nei confronti delle guerre tra Venezia della Toscana contro Venezia, siamo nel 1400, nel XV secolo, perché i toscani avevano molto interesse nella piazza commerciale di Venezia, per investire, i banchieri, i mercanti, così. Quindi, secondo lui, doveva esserci un rapporto di collaborazione continua, ma anche, soprattutto osserva, Venezia si trova nella situazione geografica migliore del mondo per quanto riguarda il suo punto di vista, che è un nobile fiorentino mercante. Venezia, dice, ha il suo porto, ha i traffici marittimi, ma ci sono altri porti che possono essere anche con una posizione anche più utile, più importante, più comoda. Ma Venezia ha delle vie di comunicazione privilegiate con il mondo germanico e con la Lombardia, che già allora era molto ricca. Quindi noi vediamo un po' queste vie di comunicazione marittime col mondo orientale, e quindi al tempo di Rucellai, scrive dopo la metà del secolo, dopo che Costantinopoli è stata conquistata dai turchi, col mondo islamico e con il mondo teutonico. Allora io, per far capire quanto è complesso e quanti sbagli sono stati fatti nel corso di 100 anni e 150 anni di libri sul vetro veneziano, anche da parte di stranieri, quanti intrecci ci sono, in poco tempo vi faccio degli esempi che spero siano affascinanti. Venezia, il vetro veneziano probabilmente deriva dal vetro romano. Comunque il primo documento sicuro in cui si parla di un vetraio a Venezia è dell'anno 982, quindi siamo neppure nell'anno 1000. Ci sono già dei vetrai a Venezia. Gli studiosi, soprattutto anche coloro che hanno fatto delle analisi sui vetri medievali veneziani, ritengono che gran parte degli input per sviluppare un vetro che all'inizio era povero, era proprio per l'uso quotidiano, in quello che chiamano gli inglesi luxury glass, un vetro di lusso destinato a far
ottenere forti guadagni ai vetrai, ma anche a rivoluzionare il gusto del mondo, lo stile. I veneziani erano dei trendsetters nel Rinascimento per quanto riguardava il vetro. Gli input vengono dal mondo orientale. Il vetro veneziano ha delle materie prime che sono simili a quelle orientali, addirittura alcune materie prime come la soda, che è il fondente per il vetro, veniva il migliore, quello per fare i vetri più belli, veniva importato dalla Siria o dall'Egitto. Inizialmente, quando ancora non si era sviluppata l'arte vetraria veneziana, importavano rottami dall'Oriente. Quindi tante tecniche derivano dall'Oriente. Quindi in qualche modo il vetro Venezia, no? La porta dell'Oriente, la Venezia deriva molto per la sua arte vetraria dal mondo orientale. Questo avviene proprio ancora alla fine del primo millennio, all'inizio del secondo millennio. Ma andiamo un po' più avanti, nel periodo in cui Venezia comincia a farsi conoscere come centro vetrario europeo di una certa importanza. Cosa compravano nel XIII e XIV secolo i ricchi europei, francesi, inglesi, italiani ovviamente, tedeschi? Compravano vetro orientale, che era o scolpito come un cristallo di rocco oppure decorato e smaltato e dorato come i due pezzi che vedete qui. A sinistra c'è un bellissimo pezzo che è al Gulbenkian museo di Lisbona, un museo da visitare, che ha dei tesori di arte orientale, e qui a destra The Luck of Edenhall, un bicchiere che è stato conservato in una famiglia inglese, come anche altri oggetti di vetro importanti, per secoli, come la ragione della fortuna della famiglia, per quello del Luck, e che poi è approdato nel XX secolo al Victoria and Albert Museum. Pezzi bellissimi, decorati a smalto e d'oro, ed erano, ciò che desideravano avere i ricchi di tutta Europa. Ne troviamo in qualche tesoro delle cattedrali europee, ad Apt in Francia, a Santo Stefano di Vienna in Austria e così via. A Venezia ce n'erano. Oggi non c'è nessun oggetto, perché lo sappiamo dai documenti, non c'è nessun oggetto di questo genere, perché il tesoro di San Marco, che pure è ricco di vetri orientali, ha altro tipo di cose inizialmente saccheggiate da Costantinopoli nel XIII secolo. Guardateli bene. Nel Venezia, come dicevo, i muranesi cominciano a fare del vetro di una certa qualità e sono i primi in Europa a imitare il vetro smaltato, certamente non al livello degli orientali, il vetro smaltato siriaco soprattutto, ed avere un enorme successo, perché sono gli unici, siamo tra il 1280 e il 1350 a produrre vetri smaltati in Europa. A sinistra trovate il più famoso del gruppo. Abbiamo i nomi di questi pittori su vetro a Murano, e è una cosa incredibile, perché è sorprendente trovare tantissimi documenti nell'Archivio di Stato di Venezia, parliamo del 1200-1300, concernenti questa attività di smaltatura sui bicchieri di vetro. A sinistra trovate il più famoso, il capostipite del gruppo, che è il bicchiere firmato, la scritta in caratteri gotici, dice: il maestro Aldevrandin mi ha fatto, Magister Aldevrandin me fecit. Questo è il primo conosciuto ed è il British Museum, però a destra ne vedete un altro che tra l'altro come forme è molto più simile agli originali islamici e più slanciato, ed è stato scavato nelle residenze dei signori di Verona, gli Scaligeri, ed ha lo stemma degli Scaligeri, ma
Ecco che ne troviamo altri e guarda caso sono quasi tutti sparsi per il mondo. Parlo di Estonia, Finlandia, Gran Bretagna, Irlanda, Portogallo, Nord Africa, Vicino Oriente e paesi dell'est europeo. Pochi in Italia, però noi sappiamo che sono veneziani perché? Perché negli archivi di Stato abbiamo decine di documenti che parlano di questa attività e perché i nomi di coloro che firmano questi bicchieri sono gli stessi che troviamo nei documenti veneziani. Sono Aldevrandino, Donino, Bartolomeo, Giovanni e così via. Sono gli stessi nomi, quindi c'è una coincidenza incredibile. E hanno temi che sono legati alla storia di Venezia, il dromedario, e queste specie di grifoni che trovate per esempio nei pavimenti della chiesa di San Marco, e anche nelle formelle che sono attaccati nei palazzi gotici di Venezia. Delle specie di tondi, probabilmente il professor Lazzarini che è qui presente mi dirà se è vero che sono fette di colonne antiche, questi tondi che sono attaccati ai palazzi veneziani e sono scolpiti in epoca romanica o gotica. Quello che colpisce è che sono quasi tutti stati esportati verso la Germania. Ne hanno trovati decine negli scavi dei tedeschi, tant'è vero che qualche studioso tedesco, i tedeschi sono molto campanilisti, hanno deciso che probabilmente sì, erano fatti in Germania. Non c'è traccia in nessun documento tedesco di smalto su vetro in Germania. I nomi sono quelli che troviamo nelle carte muranesi. Le analisi, perché oggi ci sono anche le analisi del vetro, dicono che sono vetri prodotti a Venezia. E quindi ecco che qui abbiamo un intreccio, un tipo di vetro che trova ispirazione nel mondo islamico, che viene prodotto a Venezia e che viene molto amato ed esportato verso i paesi germanici, non solo quelli che erano strettamente legati da rapporti commerciali con Venezia, la Baviera soprattutto, ma anche i paesi della Germania del Nord. Addirittura, vedete che curioso, questo è la riproduzione della decorazione di un bicchiere scavato a Tartu in Estonia. Qual è la figura? È una donna questa che incorona il suo innamorato, il suo fidanzato, diciamo. E si ripete la scena intorno al bicchiere. È firmato di nuovo dal maestro Aldevrandin che ha firmato il bicchiere che è al British Museum, che abbiamo visto come primo oggetto. Perché è tanto interessante? Voi direte, forse voi conoscete alcuni oggetti della produzione medievale anche francese, parliamo di pettini, oggetti di avorio per la toilette, in cui ricorre questo tema, è un tema cavalleresco, però lo troviamo anche a Venezia. A sinistra, cosa vedete? Un capitello di Palazzo Ducale, siamo intorno al 1350, in cui c'è la dama che incorona il suo innamorato. Stesso tema presente in una città che non ha nessuna radice culturale medievale, eppure questa cultura cavalleresca è arrivata anche a Venezia, tanto da essere presente nel capitello che viene detto dell'amore nel Palazzo Ducale. L'originale è all'interno del palazzo e voi vedete una copia diciamo messa al posto di quello originale a piano terra del Palazzo Ducale. E qui vi mostro perché qual è i metodi per arrivare a un corretto studio della vetraria, come per tutte le arti, che quindi non è così lineare, così semplice come uno penserebbe, prodotti di vetro, è facile scriverne la storia. Gli archivi. Abbiamo un archivio di Stato ricchissimo di documenti che sono stati solo in parte indagati. Gli archivi italiani,
perché abbiamo notizie di acquisti di vetri da parte degli Este a Ferrara, dei Gonzaga, dei signori di Napoli, dei fiorentini, cioè gli archivi italiani sono una fonte inesauribile, gli oggetti ovviamente, e i confronti anche con i dipinti, che possono essere sia confronti iconografici con dipinti o sculture, sia possono essere anche oggetti che noi studiamo, che troviamo riprodotti nei dipinti. Quindi ci sono queste tre vie: lo studio dell'oggetto con l'analisi eventualmente, che però per oggi è limitata ad alcuni oggetti estremamente. Scusate il mio telefono, non ho tempo di andare a chiuderlo, capiranno. Poi le opere d'arte e poi i documenti d'archivio. Vi mostro un altro capitello del Palazzo Ducale, sempre siamo intorno al 1350. Il tema è la gola, l'allegoria della gola. Questa persona che mangia una coscia di pollo e beve in un bicchiere. Se notate bene, il bicchiere ha delle piccole bugne attaccate nella parte inferiore del suo fiato. E questo qui il bicchiere, si vede, no, nella diapositiva. Cos'è questo bicchiere? Uno dei motivi decorativi più frequenti nel Medioevo e nel primo Rinascimento sono le bugne, delle piccole gocce applicate intorno. Faccio degli esempi che non possono essere importanti, ma danno l'idea della circolazione delle idee. Questi bicchieri si trovano, nascono in realtà sono molto amati in Germania, però nascono nel mondo mediterraneo, ne hanno trovati in Puglia, a Corinto, eccetera. Si diffondono in tutta Italia e hanno un successo incredibile nel mondo teutonico, nel mondo tedesco. Qui vedete, e quindi cosa succede? Che i tedeschi li producono, cioè tutti gli scavi delle città tedesche saltano fuori dei bicchieri con queste bugne più o meno grandi. Però i veneziani li producono per il mercato, anche loro per il mercato tedesco, perché voi sapete c'è il fondaco dei tedeschi, i tedeschi vengono a Venezia e importano un sacco di prodotti verso il loro paese, soprattutto chi ama molto Venezia, i prodotti veneziani sono i cittadini di Norimberga e di Augsburg. Quindi qui a sinistra vedete degli esempi del XV, inizio XVI secolo di prodotti tedeschi con queste bugne. Però questi bicchieri sono citati nei documenti veneziani fin dalla fine del 200, del XIII secolo, e vengono chiamati bicchieri imperlati, decorati con perle. Poi, nel corso del tempo, dal 400 in poi, invece che imperlati si dice groppolosi. Voi non conoscete la parola groppo, immagino, ma groppo in veneziano vuol dire nodo. Quindi sono bicchieri con dei nodi appiccicati sopra, che sono naturalmente gocce di vetro. Quello che si nota in più, non solo che i veneziani producono questi bicchieri per il mondo teutonico, ma ne fanno anche una variante più di lusso, e lo vedete qua a destra. È un bicchiere, sì, di tipo teutonico, però decorato con lo smalto, anzi con delle piccole rosette di smalto, sono delle puntini bianchi con un centro blu, che sono tipiche della produzione veneziana dei primi anni del Cinquecento. Dove si trova poi questo bicchiere? In Francia, in Normandia, in un incredibilmente un piccolo museo che era privato, adesso non so, al Manoir di Saussay, a Saussay, sì, a Coutances. A Coutances. È una cosa incredibile, un vecchio signore che ha collezionato migliaia di vetri di tutti i paesi e moltissimi anche veneziani, bellissima, merita una visita. E questa è la versione veneziana più raffinata del vetro, che piace molto ai tedeschi, ma addirittura questo qua è la stessa identica cosa di quello di Coutances, frammentato, che è stato trovato, pensate, negli scavi di un convento della città di Padova. Stiamo per pubblicare tutti i bellissimi vetri frammentati
trovati negli scavi di questo convento. Quindi vuol dire che non era solo un prodotto per soddisfare i più esigenti tedeschi, ma che piaceva anche in Italia. Infatti la madre di Isabella d'Este, Eleonora d'Aragona, nei suoi vetri, nel suo inventario, c'ha un vetro alla tedesca. E andiamo avanti. Varie sono le forme di questi vetri imperlati o groppolosi. A sinistra un pezzo tedesco, a destra la versione veneziana smaltata. Come potete vedere c'è qualcosa in più, però a volte i veneziani producono anche vetri simili a quello a sinistra, e quello tedesco, semplici, per il mercato anche veneziano. Ne hanno trovati tantissimi nella laguna di Venezia, quindi usati anche dai veneziani e negli scavi della città di Venezia. Poi esiste una versione proprio tedesca al 100%, e probabilmente questo bicchiere che è tedesco a sinistra, siamo nel 4-500, trovato a Mainz, corrisponde a quello che i documenti veneziani non chiamano più imperlato o groppoloso, parole più, diciamo, delicate, ma vetri teutonici. E il vetro teutonico di destra è stato trovato negli scavi della città di Venezia, per cui anche i vetri teutonici venivano usati a Venezia. E passiamo ad altri temi velocissimi, perché questi sono più scontati. Oggetti prodotti per il mercato tedesco, ma questi sono forme tipicamente veneziane, per coloro che amano il Rinascimento veneziano. A sinistra una fiasca per il vescovo Fig, in centro un bicchiere che probabilmente venne fatto per Carlo V d'Asburgo, e adesso una cosa un po' più curiosa. Siamo già intorno al 1570, e cosa abbiamo in questo bicchiere che ha una forma allungata che i tedeschi chiamano Stangenglas, vetro a stanga, diciamo in parole molto semplici, che questo bicchiere ha dipinto a smalto, si trova ad Hannover, ha dipinto a smalto, un altro con scene identiche è conico ed è al British Museum. Ha come personaggi due pantaloni, non so se voi conoscete la commedia dell'arte. Il dottor Pantalone è l'uomo un po' ricco e presuntuoso, ed è si vede sia con una cappa blu che con una cappa rossa, e accanto a lui un arlecchino, che però non si chiama ancora arlecchino, si chiama Zanni. È il primo arlecchino che non ha ancora quel vestito con tutte le toppe, ma un vestito povero e grigio maroncino, mentre il dottor Pantalone all'epoca ancora non è chiamato Pantalone, ma è chiamato il Magnifico, perché si dà aria, si sente importante, allora lo chiamano il Magnifico. Questo bicchiere è stato prodotto a Murano per il mercato tedesco che ama la commedia dell'arte. Vi faccio degli esempi come confronto. Questo è il retro al centro del nostro bicchiere di Hannover, che è uguale a quello che c'è al British, e questo è l'Arlecchino delle origini, senza le toppe, con un povero vestito grigio. E cosa sono questi due affreschi? Dunque, noi abbiamo un documento di un inventario di una vetreria muranese in cui si cita goti, che vuol dire bicchieri, dazil, che non so dirvi, a volte gli inventari hanno delle parole incomprensibili, smaltato a magnifici, cioè smaltato con le figure del Magnifico, che è il pantalone. I goti d'Azil sappiamo cosa sono queste forme, perché altrove vengono chiamati goti d'Azil o canoncini, piccoli cannoni. Allora voi capite che sì, è utile avere gli inventari, però le parole del gergo muranese sono a volte difficili da interpretare, bisogna veramente è un enigma, per cui a volte io giuro che il gotto d'Azil a Magnifici, una volta stavo dormendo a letto
E mi sono svegliata e ho detto, ho scoperto cos'è il bicchiere Magnifichi, perché avevo appena letto un libretto sulla commedia dell'arte veneziana, ma non avevo ancora collegato. È solo quando sogni e sei a letto che a volte ti vengono queste specie di illuminazioni meravigliose. Questi due affreschi non sono in Italia, sono proprio vicino a Monaco di Baviera e sono al castello di Trauschnitz, dei duchi di Baviera, che amavano molto la commedia dell'arte, che invitavano le compagnie italiane, che fecero arrivare un pittore padovano a dipingere la Narren, insomma, la scala dei buffoni. E quindi c'è una scala nel suo castello a chiocciola, tuttora restaurata e conservata, che ha tutti questi personaggi della commedia dell'arte italiana. A sinistra Pantalone, il Magnifico, a destra Arlecchino, che viene all'inizio chiamato Zanni, che vuol dire diminutivo di Giovanni. Quindi abbiamo, diciamo, una riprova di affinità culturale dei tedeschi, di amore, di interesse per questo mondo della commedia dell'arte, che si riflette negli affreschi del castello di Trauschnitz, che è degli stessi anni 70 in cui abbiamo l'inventario della fornace muranese, e questo bicchiere che si trova ad Hannover. Tanto per dire quanto con piccoli passi si riesce a datare, attribuire a Venezia qualche cosa, ma adesso andiamo avanti molto, cerco di essere più veloce. Torniamo nell'Islam. Questo oggetto a sinistra di vetro del XIII secolo, a destra di metallo ageminato, sono prodotti islamici. Cosa sono? Sono degli spruzzatori di acqua di rose. Si fa così, la bocca è talmente sottile, perché qui è un po' rotta quella del vetro, che agitando la bottiglia piena di acqua di rose ne cadono addosso solo delle poche gocce. Si chiamano kumkum in Oriente e gli inglesi li chiamano sprinkler, perché molti sono proprio nei musei britannici, perché loro hanno comprato un sacco di roba nell'800 dai paesi arabi, così. Qui sono due esempi di sprinkler di kumkum trovati nella laguna veneziana, anzi quello a sinistra a Venezia e quello a destra nel convento delle Suore di Padova. Quindi cosa è successo? Che questo oggetto, che è islamico, non solo viene importato a Venezia, ma a un certo punto sono le vetrerie veneziane che lo producono. Se ne fanno diventano proprietari di questo modello. Lo diffondono in Europa, non solo, ma lo riesportano in Oriente. Quando la vetraia veneziana islamica decade, hanno trovato in una nave naufragata vicino alla Dalmazia decine e decine di questi kumkum prodotti a Murano per il mercato islamico. Quindi è un tipo islamico che viene esportato a Venezia. Il primo che io sappia è a casa di un mercante siciliano morto a Venezia, in un inventario. Poi i vetrai veneziani cominciano a produrlo e addirittura non solo producono per l'Italia, che lo usa, quindi diventa uno strumento delle dame e degli uomini italiani, ma anche lo esporta in Oriente, quindi diventa un prodotto veneziano. A sinistra vedete un kumkum scavato sempre nel convento delle Suore di Padova, con una figura femminile smaltata. A destra cosa abbiamo? Ecco il legame col mondo teutonico. Un kumkum ce ne sono due identici, uno al MAC di Vienna e uno al Victoria and Albert Museum di Londra, e hanno gli stemmi di due famiglie tedesche che si riconnettono al matrimonio tra due
abitanti di Augsburg. Quindi a questo punto cosa succede? Che i tedeschi vedono questi prodotti veneziani e li commissionano per loro uso e consumo. Tra l'altro io mi ricordo che c'è pure una stampa francese in cui nella seconda metà del Cinquecento c'è un bagno di qualche Bezzabea, non mi ricordo, e c'è pure questo oggetto. Quindi ecco che Venezia si impadronisce di oggetti orientali, di tipi orientali, quelli che si confanno alla sua vita, ma pure li ripropone in Europa. E cambia nome, a Venezia si chiama Acanino, parola che deriva da Alcanin, che vuol dire in arabo semplicemente bottiglietta, flacone. In Sicilia viene chiamato Marascia, Almarassa, che è una parola di origine pure araba, e così via. Diciamo che il Kun conquista tutto il mondo mediterraneo, ma anche europeo. Vedete qui, per esempio, una tarsia disegnata dal pittore veneziano Lorenzo Lotto, e c'è Susanna ai Vecchioni, che insidiano la bella Susanna. Lei sta facendo il bagno e cosa c'è? C'è un acanino, cioè un cuncun di origine araba per spruzzarsi il corpo con l'acqua di rose. Siamo negli anni 20, eppure negli anni 20 troviamo, purtroppo avevo il disegno a destra ma non si vede, lo vedete in basso a sinistra, un altro di queste bottiglie per spruzzare, e qui non è una scena sacra, è una donna italiana cioè siamo un pittore italiano di Cotignola, vicino al Veneto, che mostra una dama che si fa la toilette con l'aiuto di una serva che le tiene lo specchio. E cosa c'è sul tavolo? Uno di questi strumenti, quindi non è solo collegato con scene, diciamo, mitiche o bibliche, ma è proprio un oggetto della vita quotidiana. Altri oggetti che derivano dal mondo islamico. Negli inventari, con l'amica con cui lavoro, Cristina Tonini, ci siamo molto scervellate su un oggetto che compare negli inventari veneziani sia in metallo che in vetro, che si chiama Mersor. Però, partendo da un inventario che dice, in cui ci sono delle porcellane, sempre 500, porcellane cinesi, in cui vengono elencati dei mersori over piatti, cioè mersori, cioè piatti, abbiamo capito intanto che è un piatto, che è qualcosa, e poi abbiamo capito con altri confronti che si tratta più che un piatto di un vassoio. E le troviamo questi vassoi fatti nell'Islam per uso degli islamici o anche per l'importazione verso l'Europa. Questo meraviglioso mersor di vetro siriaco è della metà del 300 ed è al Metropolitan Museum. Questo addirittura è fatto in Oriente, però per una famiglia veneziana, anzi 2 coniugi veneziani, in Venier Molin, siamo già nel 400, poi ce ne saranno fatti a Venezia di metallo, e infine nel 500 avanzato abbiamo dei mersori negli inventari che noi possiamo identificare con questi oggetti. Quello a sinistra è il disegno di un oggetto recuperato in una nave naufragata in Dalmazia del 1583, carica di vetri veneziani. Hanno trovato anche i documenti e degli assicuratori anche, destinati a Costantinopoli. Cosa succede? Che i mersori, che prima sono un prodotto islamico, diventano un oggetto della vita veneziana, e i veneziani in vetro li producono anche per il mercato di Costantinopoli. E posso dire che le carte relative ai doni degli ambasciatori veneziani, soprattutto quelle del 500, sono ricchissime di vetri,
per il sultano, la sua famiglia e i grandi funzionari hanno centinaia se non migliaia di vetri che vengono citati con dei nomi a volte comprensibili, a volte no. E tra questi ci sono i mersori, quindi i mersori sono islamici, vengono importati nel Medioevo a Venezia, sia di vetro che di metallo, ci sono gli inventari veneziani, poi vengono prodotti anche a Venezia e a questo punto quelli di vetro vengono ordinati perché il sultano non è che accettava doni così, faceva sapere cosa voleva, cosa non voleva. Cioè praticamente i doni erano quasi una costrizione con esattamente i modelli che a lui piacevano. Quindi i veneziani a Murano producono i vetri di tipo islamico, a volte di tipo europeo, per il mercato di Costantinopoli e per la corte. E qui chiudo con un tema che è ancora in discussione. Questo tipo di oggetto è un vaso da fiori. I tedeschi, soprattutto un signore che si chiama Erich Hegg, ha scritto un libro nel 1962 sul vetro prodotto in Tirolo e praticamente tutto quello che trovava inciso a punta di diamante, vedete che sono incise a punta di diamante, lo attribuiva al Tirolo. Tenete presente che la tecnica a punta di diamante è inventata a Venezia, brevettata a Venezia nel 1549, prodotta ampiamente a Venezia, quindi non si capisce perché questo signore, che ha avuto largo seguito, adesso molto meno, abbia attribuito quasi tutti i vetri incisi a punta di diamante al Tirolo. Quella a destra si trova al Bargello. Quella a sinistra, addirittura, pensate, in una chiesa di Bologna, le chiese sono una manna per gli studiosi, perché in genere le chiese, a meno che non vengano derubate, non siano state soppresse, conservano per secoli gli oggetti, anche se non capiscono a cosa servono. Vengono messi in un armadio e c'è la garanzia in qualche modo, per lo più, che sono oggetti arrivati là magari dall'anno della loro produzione. A sinistra c'è questo vaso con 3 beccucci. Cosa succedeva? Che si mettevano i fiori al centro e poi nel beccuccio degli altri fiori, così da allargare il bouquet. Questo oggetto è veneziano, si trova esclusivamente nei dipinti italiani. Faccio degli esempi. Torno un attimo. Questo a sinistra è un acquerello che si trova a Poggio a Caiano in Toscana, a destra è una stampa di Villamena tratta da un quadro, siamo ai primi anni 600, nel quadro non c'è questo vaso, l'incisore ha aggiunto il vaso, che è quello con i 3 beccucci. Anche là dell'illuminazione, come si chiama in dialetto veneziano, ma neanche più in dialetto veneziano, nel dialetto delle vetrerie il beccuccio tubolare, pippio, con un P solo, in Toscana si chiamava ai tempi passati con 2 P. Il pippio è questa cosa qua. Allora, se tu parli con un vetraio della vecchia scuola, se tu gli dici beccuccio non capisce, se tu gli dici mi fai il vaso col pippio, capisce. Ma non solo, i documenti del Cinquecento parlano di vasi da fiori con pippi, che possono essere 3 o 6. Il bello è che la maggior parte di questi vasi, di questi oggetti, di questi vasi da fiori con pippi dei documenti veneziani è negli elenchi inviati verso l'Oriente. Quindi alla corte del sultano si vogliono i vasi coi pippi. Da dove salta fuori? Perché lo storico non deve, anche in questo argomento che non è così sublime come la grande pittura e scultura o l'architettura, anche in questo campo è bello chiedersi da dove viene questa idea, che connessioni culturali ha. Allora noi, dunque, naturalmente quel signor Egg, scusate, torno indietro, pensava che fossero tedeschi, perché tutto quello che fossero tirolesi, tutto quello che è inciso a punta di diamante, secondo lui doveva essere tirolese.
anche perché se ne trovano moltissimi nei musei, parecchi, non sono poi così tanti, nei musei tedeschi. Questo per esempio a sinistra l'ho fotografato tra le collezioni del Kunsthistorisches Museum di Vienna, che vengono da Innsbruck, la collezione di Innsbruck è passata a Vienna all'epoca napoleonica. Altri musei tedeschi hanno questa cosa, ma non è detto che siano idee tedesche, piacquero i tedeschi, come piacquero anche gli accannini, cioè gli spruzzatori di acqua di rose, ma ne sono gli acquirenti, ma non è un tipo teutonico. Invece, perché? E vedete qui tra l'altro a destra questo oggetto di Brescia, che è il museo di Brescia, che è uguale praticamente a quello dell'acquarello, quindi i quadri servono moltissimo. Ma da dove viene questa idea di fare questo vaso così strano in fondo? Viene dal mondo islamico, quindi anche in questo caso abbiamo scoperto che prima dei vasi incisi a punta di diamante muranesi ci sono i vasi islamici che sono, diciamo, corredate. A sinistra vedete una miniatura persiana del 1525 circa, al Metropolitan Museum, molto famoso, un codice molto famoso. Non sono proprio beccucci, sono dei fori sparsi qua e là sul vaso per ampliare, diciamo, il ventaglio di fiori. Ma a destra siamo già verso la fine del Cinquecento, un'altra miniatura, e vediamo qualcosa con dei beccucci che somiglia molto ai nostri vasi veneziani. In più, questo è un oggetto persiano. Quindi stiamo approfondendo, è ancora un lavoro in progress, però pensiamo che quest'idea di questo vaso così insolito che viene prodotto a Murano in realtà venga prodotto per le esigenze dei più ricchi, della corte di Costantinopoli o dei più ricchi personaggi del mondo islamico che sono abituati a questo tipo di vaso da fiori. I veneziani in qualche modo ne danno un'interpretazione, se vogliamo, più elegante, certamente di stile rinascimentale, però in qualche modo derivata dal mondo islamico. Quindi è così complicato, però così affascinante, perché la grande storia della città si riflette sulle piccole manifatture. Grazie. Diamo diplomi? Sì. Beh, fai tu e poi... Sì. Beh, ora consegniamo i diplomi. Merci beaucoup à la professoresse Barovier. Alors, j'appelle donc Ariana Brocato. Noémie Carpentier. Julie Chamoussi. Ingrid Cummins. Louise Desmond. Yoliane Drozdova. Jules Escargueil, mais je crois qu'il... Oui, il est là. Desmond Louise. Faustine Fraisse. Esther Giachetti. Olga Yarmouzak, pardon de ma prononciation. Davia Lagos. Sarah Lausanne. Mathilde Marès. Alice Modolo. Maria Vittoria Mondini. Mathilde Nemeczek. Thomas Paté.
Clara Piantino, Paola Pisani. E je crois que je sono. Voilà, abbiamo finito. Bene, Grazie mille. adesso ci spostiamo a Palazzo Loredan. Dovremmo affrontare il caldo. Il campo. Com'è che mettiamo il chiuso dentro? I tappi? A questo ci stiamo chiedendo.